Io voglio lanciare una sfida al consigliere Barbisan, perché non proviamo a pensare a un referendum sul futuro di Piazza Duomo in cui coinvolgere la città? Secondo me i cittadini sarebbero interessati su questo dibattito, pensare che la Piazza Duomo della città di Treviso sia un vero e proprio parcheggio con una sessantina di posti auto. Io non so i nostri concittadini in quale altra città italiana possano trovare la Piazza del Duomo cittadino piena di posti auto. C'è una grande famiglia, Benetton, che sta investendo fortemente in quell'area, ci sono altri cittadini che stanno investendo. Secondo me rendere più attrattivo il centro storico passa molto, la sfida dell'attrattività del centro storico passa molto anche da Piazza Duomo. Renderla pedonale non significa tagliare i parcheggi, significa spostare i parcheggi. Secondo me un posto per spostare questi parcheggi era al parcheggio Cantarane. Noi la città l'abbiamo coinvolta durante un grande momento di ascolto che è stato quello della campagna elettorale, nel quale poi abbiamo sottoposto il nostro programma elettorale ai cittadini che hanno votato. Nel nostro programma elettorale non c'era la pedonalizzazione di Piazza del Duomo. Ai referendum non sono contrario, devo dire sommessamente che le uniche operazioni di grandi parcheggi fuori le mura sono state fatte dalla Lega, il Miani ne è un esempio, il Dal Negro ne è un esempio. Se noi vogliamo pensare a pedonalizzare la città, l'abbiamo sempre detto, e qualcosa come Lega siamo gli unici che l'hanno fatto, abbiamo portato questi due grandi parcheggi a ridosso delle mura di Treviso.